Non possiamo vivere una festa in onore di Maria del Monte Carmelo senza scuotere la nostra vita cristiana. Una fede che si deve fare cammino, accoglienza e fraternità. Sono le strade che Maria indica ai cristiani di oggi. Lo ha ribadito il Vescovo nella solennità di Nostra Signora del Carmelo nell'omelia della celebrazione eucaristica presieduta a Castiglione Chiavarese. Come possiamo dirci comunità cristiana se tra noi siamo divisi, gelosi, contrapposti? Ha chiesto Monsignor Tanasini. La fraternità, ha ribadito, deve essere nel segno distintivo. Perché il mondo ha bisogno di vedere una comunità cristiana fraterna, cioè che prende sul serio la parola del Signore, che la vive e vivendola vive la carità. Il vescovo in precedenza aveva puntato l'attenzione sul cammino che la salita al Monte Carmelo, metafora della salita a Cristo, invita a fare a ciascun credente, una salita morale, spirituale e di fede, rinvigorita dalla parola di Dio e proiettata nella vita eterna. La nostra vita cristiana ha bisogno di essere vivace, di essere impegnata, perché salire il monte vuol dire impegnarsi, vuol dire muoversi per conquistare, per elevarsi. Una festa molto sentita nell'Alta Val Petronio, quella di Nostra Signora del Carmelo. I fedeli in questi giorni hanno affidato all'intercessione di Maria le loro preghiere e lo ha fatto anche chi a causa dell'età non può partecipare di persona alle varie celebrazioni. Chiedono appunto di essere anche sostenuto in questo cammino. Io personalmente sono andato da tutti gli ammalati, gli anziani e tantissimi si commuovono nel non poter esserci perché sono persone che l'hanno vissuto tanto fisicamente, hanno partecipato al triduo, hanno partecipato alle celebrazioni, soprattutto alla processione. Tantissime persone portavano l'immagine della Madonna in processione e gli dispiace non poterlo più fare, però poi io dico guardate che forse siete voi che lo portate avanti anche con la vostra preghiera.